Quello messo a segno alle 4 di una notte di fine marzo era stato un colpo durissimo per la Banca degli Occhi del Veneto, prima banca in Europa per numero di cornee raccolte e distribuite. Il furto, con tutta probabilità su commissione, di strumenti medici all'avanguardia per la cura di malattie rare degli occhi e i danni alla struttura, avevano fatto lievitare il conto a circa 700.000 euro, ma ora le scrivanie desolatamente vuote negli ambulatori di Mestre, che ospitano mediamente 6.000 pazienti all'anno, sono solo un ricordo. Gli ambulatori, che si trovano nell'area dell'ospedale dell'Angelo, hanno ripreso appieno la propria attività. È ripresa, a pieno regime, e però abbiamo anche l'ambizione di dire che stiamo lavorando di più e meglio. Di più e meglio per due ragioni. Primo, il fatto di dover ricominciare da zero ci ha permesso di ripensare alla riorganizzazione dei flussi e della struttura. Secondo, perché la generosità dei cittadini e il fatto di aver lavorato bene in questi anni ci ha permesso, con l'aiuto dell'amministrazione pubblica e delle aziende, di ripristinare una struttura qualitativamente migliore a quella che c'era prima. Un'attività migliore anche per la solidarietà che immediatamente si era manifestata per una struttura tra l'altro premiata nel 2005 con la medaglia d'oro al merito della sanità pubblica da parte del Presidente della Repubblica Ciampi e del Ministro alla Salute Sirchia. Abbiamo avuto molte testimonianze e anche donazioni spontanee che ci hanno veramente sorpreso. Questo è un centro di eccellenza a livello nazionale. Questo è un centro di riferimento che vede pazienti mandati da tutta Italia, in effetti sì. Altri fondi a favore degli ambulatori appena rinnovati della Fondazione Banca degli Occhi arriveranno dalla partita benefica di calcio tra le squadre degli Ingegneri di Venezia e i giornalisti TV Pressing in programma alle 17 di sabato allo stadio Valmarana di Mira.